che senza una modifica del piano economico finanziario non ci saremmo trovati qui oggi. Assolutamente, non era realizzabile l'opera per così come era stata immaginata. Con la revisione del piano economico e finanziario, con il duro lavoro che abbiamo fatto in questo periodo, siamo riusciti a trovare la copertura finanziaria che mancava, a rivedere appunto il piano economico e finanziario, a trovare un finanziamento diretto del governo, ovviamente anche una disponibilità da parte di Cassa Depositi e Prestiti, e oggi possiamo dire che siamo arrivati al momento più importante, e cioè l'apertura dei cantieri del terzo lotto della terza corsia della 4. Per quel che riguarda le ricadute economiche sul territorio di quest'opera? Il contratto prevede una previsione molto importante, cioè le due imprese possono subappaltare a piccole e medie imprese fino a un massimo del 30% dell'importo complessivo e con un tetto per il ribasso non superiore al 20%. Questo ci dà delle garanzie di controllo e di monitoraggio della congruità dell'attività che viene svolta tra gli appaltatori e i subappaltatori, e dall'altra ci dà la possibilità di dare economia, di creare economia e dare lavoro alle nostre piccole e medie imprese. Originariamente non era così e quindi credo che anche questo sia stato un risultato importante. Proroga fino al 2038, che cosa significa sostanzialmente? In realtà è sostanzialmente una nuova concessione che viene data ad Autovie Venete proprio in virtù degli importanti finanziamenti che sta facendo e soprattutto perché ha reso credibile e realizzabile il piano economico e finanziario, che non si regge più soltanto sul pedaggio, ma che si regge sul finanziamento pubblico diretto del governo, sull'intervento di Cassa Depositi e Prestiti e sulla bancabilità dell'opera. Quindi questa rinnovata credibilità ci permette davvero, accanto alla possibilità di avere una concessione fino al 2038, di poter dire che quest'opera ha tutte le condizioni per essere fatta. Quest'opera risolve la crisi dell'edilizia e delle costruzioni? Diciamo che è un aiuto importante. La previsione della possibilità di subappaltare con il tetto al ribasso del 20% ci permette di, lo abbiamo scritto proprio, dare lavoro alle piccole e medie imprese. Ovviamente noi auspichiamo locali, è anche una necessità ovviamente di trovare competenze. Complessivamente stiamo parlando di 300 lavoratori direttamente impiegati dalle ditte aggiudicatarie e di 200 lavoratori che saranno impiegati dall'indotto. Quindi complessivamente 500 persone, sono posti di lavoro, è un'opera essenziale e strategica per il Paese e io direi anche per l'Europa, e soprattutto non è un'incompiuta, ma è anzi un'opera che portiamo a compimento. Presidente di Autovie Venete Castagna, questa firma di oggi che mette nero su bianco il terzo lotto della terza corsia 4 è un evento importante, ma lei ha ricordato che fino a qualche tempo fa tutto questo sembrava impossibile. Sì, più che impossibile era sicuramente complesso e abbastanza difficile, proprio perché i problemi da dover superare erano tanti, tra quelli che ricordavo, quali i finanziamenti necessari per poter dare copertura alla realizzazione di quest'opera, le problematiche tecniche che sono uscite fuori nel corso della progettazione definitiva, e poi anche tutta una serie di negoziazioni che abbiamo dovuto fare con l'impresa, che non è stata facilissima proprio in considerazione di questi due grossi problemi che avevamo.